al Pala Don Bosco. Un saluto da Davide Sgroi. Partita valevole per l'11ª giornata di questo campionato di Serie C1 calcio a 5 futsal, partita fra 3M e 89ers Pennino, che ha rischiato tantissimo. Poi col rinvio buttando il pallone, qua Lapi per il triangolo, Lapi con la punta, subito la prima risposta da parte di Virruso. Questo calcio piazzato ha chiuso Megna, si riparte da Delisi che sposta Marineo, risposta da Delisi, ha spostato il pallone sul destro e ha calciato a tempo ancora una volta l'estremo difensore gli 89ers, che fa già il terzo intervento, lo contiene e allora deve ricominciare il 3M. Ancora Calvaruso, il 7 gira dalla Rosa, poi si fa vedere, forse blocco, la Rosa sposta, calcia Marineo ancora una volta e attenzione perché da lì può far male. La Rosa punta Zappula, ancora faticato, sempre con tanto spazio, ancora Marineo, ancora Mignone, ancora da faticato, sempre lasciato troppo solo dagli 89ers. La Rosa punta Zappula, la manda al barra, calcia, la devia Marineo, poi sono riusciti a chiudere bene il triangolo. Cottone riparte da Virruso, movimento e contromovimento di Calvaruso, ancora una volta servito in profondità Marineo. Tanto spazio per il portiere del 3M che pensa alla conclusione, non l'ha effetto, sbaglia tutto, calcia Pennino, il pallone non entra. Pennino, pallone però sbagliato verso Zappula, è ripartito Ricotta, bel break del 27, Cottone dentro, se l'è fatto da solo Strongoli che mette dentro l'1-0 per i padroni di casa. Anche a calciare, ha rubato bene Vassallo, ha rischiato tantissimo il 22, parte il 26 contro Virruso, Pennino, Virruso, poi lo ferma Vassallo che sposa, si infila, Vassallo è passato, è entrato il pallone, ma c'è un palese fallo a tenere il possesso, allunga la palla, lo chiude Cottone, Rufo la regala a Lapi, se l'è mangiato il 26, non è la prima volta che lo fa in questo match, si prova a girare Megna, appoggia Pennino, solo Strongoli che mette alto, punta Marra, finte di corpo, ancora la Rosa, cerca l'esterno, la ferma bene Marra che va 1 contro 1 destro, Virruso per gli 89ers per pareggiarla, sbaglia ancora Mignone, 2 errori di fila del 3M, stavolta pulisce Strongoli e fa 1-1 avanti a Marineo per non far vedere il pallone all'estremo difensore degli 89ers, carica la Rosa, forte, è stato però fischiato fallo, Tuschi, ancora affaticato, Rumpolo davanti, il pallone non passa, Strongoli, adesso sì, Rumpolo, ribattuta, stavolta sì, il gol è buono, non c'è niente, ancora una volta in vantaggio il 3M, 2-1, avanti verso Rumpolo che deve coprire, deve andare a calciare, segna la posizione impossibile, il 19, doppietta Marineo, non perfetto in questa occasione e 3-1, il pallone non è uscito, prova a passare in qualche modo, Lapi è passato dentro, compagno, gli è rimasto sotto il pallone, lo chiude bene la Rosa che poi sterza, passa con la crocchetta, la Rosa dentro per il più facile del gol, per Capitan Bussi che dice così è troppo facile, una giocata fantastica del numero 13 che ringrazia dietro Lapi di prima, rischiosissima la palla verso Pennino che in qualche modo passa, Ricotta recupera, porta vuota, 5-1 il Ricotta
che mette dentro un gol che si merita per la dal capitano forte dentro. Virruso col gambone, Ricotta sposta, stava per andare solo in contropiede, e giallo per Vassallo, era già ammonito. Finta di corpo, Minnone, gran chiusura, riparte la Rosa chiude Pennino che guarda la porta, svirgola completamente e finisce qui. Triplice fischio, suona la sirena, 5-1 per il Trem sugli 89ers.